Sicuramente è un segnale della voglia che hanno i ragazzi di fare bene, e quindi sicuramente è un passo in avanti di quello che abbiamo fatto nelle ultime partite, con tanti errori e un po' di negatività. Oggi sicuramente quella voglia, quell'orgoglio di segnare l'ultima meta in campo c'era, anche se era un po' troppo fuori dalla nostra struttura, però comunque una bella meta. Secondo me non ne abbiamo sofferto, perché ci hanno fatto qualche drive, abbiamo difeso molto bene. Il nostro problema è stata la disciplina, quindi troppe falli contro, un atteggiamento sbagliato in campo, eravamo un po' contro l'arbitro, è solo per quello che eravamo sempre in difesa. Quindi il primo tempo abbiamo fatto benissimo, abbiamo attaccato, creato tante opportunità e poi eravamo, diciamo che quasi chiuso la partita già al primo tempo. E poi sì, sofferto delle discipline, non delle bravure loro, diciamo. Per me oggi abbiamo perso un punto. Ho già parlato con i ragazzi perché giocando in casa sicuramente siamo superiori. Il primo tempo abbiamo fatto vedere quello che possiamo fare. Se non fosse per le discipline, secondo me avremmo segnato le 4 mete che servivano.